Fatemi capire se parlare per simboli o in gergo o in codice o con un tutorial che ti permette di essere nascosto dalla massa, la gente comune che non sa distinguere un discorso da un dialogo, fatemi capire cosa sia lo squallore, se è o sia essere per alcuni uno stato sociale, un simbolo o un modo di esprimersi per qualsivoglia. In determinata situazione ci si intrighi e faccia dinamiche dove non devono essere. Ditemi che c'è qualcosa di più incisivo e accidentale come un incidente di percorso dove chi si trova coinvolti per ragioni proprie si debba essere in qualche modo offesi e vendicati. Credetemi che l'opinione altrui è svariata verità, vista da prospettive differenti per esperienza soggettiva. Inculcare le proprie volontà a chi che sia non è forse essere saccenti? Colgo l'occasione per dirvi che l'imbarazzo della scelta riguardo chi con cui avercela morte è autentica. L'incazzatura che c'è evidente non è un equivoco. Sbagliare e dimostrare di essere dei surrogati delle personalità affini a ciò che si intende essere simili. L'incoerenza, come la personalità equivoca, è di oltraggio a chi la subisce, ma essere artefici della prospettiva odierna e incuratezza degli altri è avere pietà per chiunque sia stato a produrre tanto malessere, inducendo alcune persone ad avere questo pensiero ed atteggiamento. Criticità e condividere l'inappropriatezza di godere con la mano tesa verso il dorso dove la schiena viene incontrare ostilità. Crescere è anche questo, se essere all'altezza di altri. Eh sì.